Farò l'intrattenitore turistico. Va bene? E allora, coloro che ci stanno seguendo da remoto non sanno dove siamo. Siamo qua, in un'isola. Va bene? Qui era il secondo manicomio che ho visto in vita mia, ed era il 68. Ed è strano che non mi sia passata la voglia di seguire il corso di interessi che poi ho seguito. Va bene. Eh, C'è qui un museo, va bene? Nonostante le trasformazioni, si può ricordare che cos'era stato l'istituzione manicomiale, va bene? E dicevo che vendo agenzie turistiche. E questo è il panorama che si vedrebbe da fuori se ci fosse un po' di sole e 10 gradi di meno, vero? Non solo Venezia, ma anche le Prealpi e la neve. Va bene? E quindi è un posto d'incanto. In questo posto d'incanto, va bene, siamo in una fondazione dedicata a Franco e a Franca Basaglia e a Franca Ondero Basaglia. Va bene? Franco Basaglia era veneziano, Franca Basaglia era veneziana, e Venezia ha deciso di onorarli riscattando questo manicomio e trasformandolo in un centro congressi e in un museo della follia. Franco Basaglia, l'opera famosa è L'istituzione negata, 1968. L'istituzione negata probabilmente è stato il libro più venduto in quell'anno dopo Marcuse e dopo Mao Zedong. Forse anche Che Guevara. Quindi è stata una bandiera con un significato. Il libro è pessimo, non merita di essere letto, ma il significato storico, capite, è grande. Per cui io vedo un significato particolare nell'essere qua oggi. Va bene. Riassumo molto rapidamente la storia di questa consensus, che nasce ovviamente dall'esperienza del mondo inglese. Questi sono gli ambulatori dello IAPT. Io voglio sottolineare una cosa: non c'è nulla di stigma, non c'è nulla di sanitario, non c'è nessuna croce con intrecciati serpenti, va bene? Cioè siamo fuori dal mondo sanitario. Va bene? E Clark, va bene, ha giustamente rilevato che il significato della nostra consensus e di quel lungo documento, va bene, non è in quello che è contenuto, che non fa altro che riassumere e ripetere cose note a tutti, va bene, ma che è nell'azione di stimolo, nell'indicare e dare suggerimenti per muoversi, nel promuovere un gruppo per fare, va bene? Non per scrivere documenti, ma per fare, non per fare conferenze, convegni, ma per muovere le acque. Va bene. L'origine è quella, qui sarebbe stato bello mettere la fotografia di David Clark che era presente, un primo convegno, eccetera, eccetera, un comitato scientifico, va bene? 2 anni che lavorano gli esperti stilando quel certo documento, una giuria prestigiosa che valuta poi le conclusioni di quel documento, va bene? Un'approvazione. Va bene? Questo il documento che la maggior parte di voi hanno avuto, che possono scaricare
a quell'indirizzo. Approfitto per dirvi che c'è anche un sito da pochi giorni, va bene? E non sono riuscito a fare un taglia e incolla, i misteri di PowerPoint sono ancora inesplorati per me, questo taglia, va bene? Qualunque operazione facessi non sono riuscito. Comunque lo trovate facilmente andando nel sito dell'ISIS e scartabellando un poco. Veniamo al presente. Sembrava logico che con quel documento ci si sciogliesse e si tornasse a casa. Senz'altro era il mio convincimento. Va bene? E i partecipanti, davanti a questa idea, sorprendentemente, mi hanno detto che ero l'unico che pensava a questo. Va bene? E che dicevano, guardate, guardi professore, il nostro lavoro è solo all'inizio. Per cui si è trasformato un gruppo in comitato permanente. Va bene? E ha identificato 4 comitati. Vero? Esperti, giurati, collaboratori vari si sono suddivisi in 4 comitati. Bene. Con 4 anime e 4 mission distinte. Uno, la diffusione. Però far conoscere quei temi risaputi nella fascia alta del mondo scientifico, va bene, ma senz'altro sconosciuti alla maggioranza della popolazione. Però. Un altro per ricordare a coloro che insegnano materie che abbiano a che fare con i disturbi mentali comuni, che nei manuali che vengono adottati ci sono perlomeno, diciamo, almeno cose vecchie. Va bene? E coloro che fanno formazione, cioè che percepiscono del denaro per fare formazione, che si tratti di corsi di aggiornamento, di ECM, che si tratti di insegnamenti universitari, va bene? Spesso e volentieri insegnano cose o vecchie o sbagliate. No? Inutile dire che questo comitato dovrebbe rivolgersi a farmacisti, dovrebbe rivolgersi alla formazione del medico di base, non essere pieno di psichiatri o di psicologi. Un terzo devoluto al monitoraggio, a vedere cose cambiano. Le linee guida per la depressione di NICE sono state già cambiate, non in maniera rilevante, ma insomma ci sarebbe bisogno di aggiornamenti periodici di quel famoso documento. E c'è bisogno di instaurare e di promuovere rapporti diversi con il mondo sanitario, nelle varie sedi. Però il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha mandato una cortese lettera, va bene? Ma non si è premurato di fare sollecitazioni circa i rappresentanti della regione Veneto perché fossero qui presenti. Va bene? E poi il documento si conclude dicendo ci siamo dimenticati che esistono i bambini, che esiste l'infanzia, che esiste l'adolescenza, facciamo finta di dimenticarci che esistono anche i malati di tumore, eccetera, eccetera. Ci sono tutta quanta una serie di aree di cui IAPT ha cominciato a occuparsi 5-6 anni dopo, e no, potreste
approfittarne per accorgervene subito che esistono questi problemi. Quindi tutta una grossa parte da sviluppare. No. E questo è il presente, questo è lo stato del gruppo, della consensus, che ha da portare avanti le indicazioni nelle conclusioni, vero? Conclusioni scontate che le psicoterapie funzionano e nell'area specifica sono documentate almeno quanto le terapie biologiche, va bene? E però tutto ciò si basa su una letteratura dove non c'è un solo lavoro italiano. Vero? Non è vero. Nessuno ha mai trovato un modo di convogliare i finanziamenti di ricerca che esistono, va bene? Cerca un progetto banale, va bene, di efficacia pratica, non di efficacia teorica, perché dubito che si voglia scoprire qualcosa di diverso, ma semplicemente dire se questa determinata macchina è una macchina che può circolare solo in pista o sulle strade altrove, o può circolare anche sulle strade sarde e venete. Vero? Vero? E quindi qua si apre anche tutto un discorso di che cosa è un uso intelligente dei pochi fondi che vengono destinati alla ricerca e di dove si attingono i fondi per la ricerca. Vero? Una seconda conclusione, va bene, è che c'è che la gente, il paese, va bene, spende una gran quantità di soldi per psicoterapia. Vero? C'è poca psicoterapia nel pubblico, d'accordo, va bene, ma quello che spende il privato è una cifra grossa, va bene, e lo spreca spesso e volentieri. Va bene? No. Perché non ha indicazioni di efficacia, va bene? E trova, va bene? Tutta quanta una serie di complici in internet, negli insegnamenti, abbiamo già detto prima, negli insegnamenti, va bene? È ignoranza? No, non è ignoranza, va bene? È che dire le cose con chiarezza ha prodotto negli Stati Uniti e produrrebbe verosimilmente anche in Italia grosse tensioni nel mondo della psicoterapia. Il mondo della psicoterapia ha deciso siamo tutti fratelli, tutti, vero? Tutti corriamo e tutti abbiamo diritto ad avere un premio, vero? Siamo tutti fratelli e vogliamoci bene. No, io non stringo volentieri la mano a coloro che praticano interventi dannosi per i pazienti. E se il paziente mi porta un po' di documentazione, io gli indico un avvocato. Perché esiste anche la via legale, va bene, per supplire. L'ha fatto spesso la magistratura, ha avuto compiti di supplenza, va bene, dove la classe politica, il Parlamento della Repubblica, non legiferava. Inutile che insistiamo sul dire che c'è poca presenza nel sistema pubblico, va bene? Ma chiediamoci, va bene, se il problema è soltanto un problema sanitario. Vero? Ce l'hanno detto già coloro che hanno parlato, va bene? La spesa indiretta per disturbi mentali comuni è astronomica. E quindi è irrilevante il contributo del sistema sanitario nazionale. È un problema che va preso
dal mondo economico, da coloro che governano, non dal Ministro della Sanità, o perlomeno non solo dal Ministro della Sanità. Gli interlocutori naturali sono soprattutto l'opinione pubblica e i vertici del potere reale. Va bene? Dunque, la consensus si trova a continuare a svolgere l'attività da una parte di pungolo, dall'altra parte di attenzione, dall'altra parte di documentazione, di studio, perché questo è il suo compito, va bene? Senza prendere però posizioni su quale futuro. La consensus non è un tavolo interministeriale che decide il futuro, però, anche se qualcuno forse potrebbe sperarlo, ma è soltanto un osservatorio. Va bene? Un osservatorio che dice semplicemente muovetevi. Va bene? E dipende dall'evoluzione che il futuro ci darà. Va bene? Ad oggi sono possibili almeno 4 scenari. Che le cose procedano lungo il piano inclinato nel quale sanno. Cosa significa? Significa qualche parola e qualche euro, va bene, in psicologia come dire, per far tacere le obiezioni e lasciare il piano inclinato. È un piano inclinato che significa esiste una medicina dei ricchi ed esiste una medicina dei poveri. Ok, anche nel campo dei disturbi mentali comuni che ci sia quella dei ricchi e quella dei poveri, va bene? E va benissimo a coloro che vivono di psicoterapia, perché hanno sempre vissuto con il mondo dei ricchi. Vero? Dalla fine del Settecento, dal giovane Freud. Vero? Lo psicoterapeuta è, come dire, una sanguisuga che ha un certo animale non qualunque animale, e ha poco interesse ad essere spostato su animali poco sanguigni, vero? Vero? E dunque il modello può essere uno scenario di tipo americano, dove il problema è di competizione fra compagnie assicurative, va bene? Per coloro che possono permetterselo, non per gli altri, va bene? Oppure, io lo chiamo anche lombardo, perché fino a prova contraria mi pare che da quel vecchio presidente della regione Lombardia in poi, ad oggi, va bene, e la Lombardia stia primeggiando per la sanità. Peccato che per sanità intenda il privato. Va bene. Un'alternativa potrebbe essere uno scenario di tipo britannico, dove cioè prevale il pubblico. Va bene? Ma comporta, va bene, fuori dalla sanità. Vero? L'intervento, il mercato, chiamiamolo così, dei disturbi mentali comuni, va bene, è fuori dalla sanità. Sì, ci sono gli psicoterapeuti, possono essere anche medici, però, ma sono marginali, per una piccola parte del mercato. Va bene? E questa è un'alternativa. Naturalmente esistono anche le possibilità di una via italiana che noi non sappiamo, ma che siamo disposti ovviamente a seguire con attenzione
perché le esperienze non mancano. È tutto da costruire. Non siamo noi certo la guida, ma siamo degli osservatori attenti. Cosa c'entra Basaglia? Confesso che un pochino mi sono arrampicato sugli specchi. Va bene? Che somiglianze ci sono? La riforma Basaglia, va bene, non fu merito della lungimiranza del mondo psichiatrico, del mondo sanitario, però fu sostenuto da una forte pressione, diciamo, della società civile. Però fu imposta al mondo politico, che ovviamente aveva altre cose di cui occuparsi. Va bene. E questa può essere un'analogia. Questa consensus non dovrebbe essere un vezzo di variazioni sul tema della medicina basata sulle evidenze in uno specifico tassello del discorso. Vero? Ma io credo si possa inserire in un cammino più ampio dove troviamo anche Basaglia. Va bene? Perché le due idee guida sono state, da una parte quella dell'efficacia degli interventi e dall'altra parte quella delle discriminazioni di censo. Vero? Vero? E allora, se vogliamo vedere le cose lungo i millenni, lungo le vicende della sanità lombarda o di altre piccolezze, va bene, cosa sono stati i farmaci negli ultimi 3 millenni? Vero? Sì, vero? Potete chiamarli placebo, ma potete chiamarli anche truffe. Vero? Una grossa quantità di persone che hanno potuto costruire dei santuari, vero? No, ma io che non ti ho messo messo sull'acqua. La sull'acqua. terra, va bene? E Ma la avvelenando c'è? le persone, vero? O vendendo per farmaci quelli che erano le remissioni spontanee, vero? E l'effetto placebo. Vero? Capite? Esiste una riserva economica importante perché nei disturbi mentali comuni il 30-40% delle persone guariscono senza fare nulla. La loro terapia, la terapia che più ha funzionato, va bene, è l'omeopatia, acqua fresca, vero? 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 Sottratti ai danni che l'intervento specialistico faceva. Vero? Vero? Dosi omeopatiche, niente salassi. Non morivano di salassi. Morivano di malattia e basta. Vero? E vedete anche le discriminazioni di censo, perché guarda caso, va bene, il sangue di lucertola non ebbe fortuna, ma ebbero fortuna quei farmaci che costavano e che erano appannaggio delle classi ambienti. E abbiamo dovuto arrivare a metà del 600, va bene, per avere il primo farmaco efficace, che non sia un placebo, va bene, che nel 600 venne riconosciuto quello che noi oggi considereremo un farmaco e non un placebo. Va bene. Torniamo a Basaglia. Va bene. E Basaglia si inserisce nobilmente, va bene, in quel processo che portò a sottrarre al linciaggio i malati di mente. Va bene? E chi ha letto Foucault ricorderà quelle pagine in cui parla della stultifera navis,
lungo il Reno si incontravano questi battelli dove venivano imbarcati a forza o con bugie, e non solo i malati, gli indesiderabili, che le città caricavano su un battello affidandolo alla corrente della Reno. E il battelliere, prima o poi da qualche parte li scaricava. Per questo, indesiderabili da allontanare. Va bene? Celebriamo Pinella per aver tolto le catene. Dunque, prima erano incatenati. E celebriamo Basaglia per aver tolto le mura, aperto le finestre. Fare che cosa? Togliere i danni, va bene, che le cure facevano. Perché sotto la parola cure, sotto la giustificazione di cura, erano state legittimate le catene. Perché poteva essere pericoloso. Erano state legittimate i manicomi. Il danno creato dalle cure è maggiore, è stato maggiore del danno creato dall'assenza di cure. Vero? Vero? Per cui ha un qualche senso, secondo me, che ci siamo ritrovati qui dentro, piuttosto che in un'aula universitaria o in un distretto di salute mentale. Io ho finito.